Siamo con il presidente Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, al termine del consiglio direttivo che si è svolto qui in Veneto. Presidente, le chiediamo una cartolina di questi 2 giorni a Venezia, che cosa ci può raccontare di questa prima volta del direttivo nazionale in terra veneta? Devo ringraziare il Presidente Ruzza, il Presidente del Comitato Regionale Veneto, tutti i suoi collaboratori, componenti del Comitato. Essere qui in Veneto e a Venezia è qualcosa di splendido, eccellente, e oggi c'è stato un consiglio direttivo nel quale abbiamo affrontato tante problematiche. Consiglio direttivo che ha visto votazioni unanimi, quindi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Il ringraziamento per la magnifica, grandiosa organizzazione curata nei minimi particolari al Comitato Regionale Veneto del Presidente Ruzza. Florio Zanon, vicepresidente per l'area nord della Lega Nazionale Dilettanti, al termine del Consiglio Direttivo Nazionale che si è svolto qui a Marghera. Vicepresidente, è stata una 2 giorni positiva, direi, per il Veneto, che ha confermato il suo ruolo di primo piano all'interno del panorama nazionale. Sì, senza dubbio è stato un incontro molto importante, molto interessante. Tra l'altro, a differenza di come potrebbe sembrare questi consigli itineranti che il Presidente nostro Sibilia ha chiesto, ha voluto, danno anche motivazioni diverse, tanto che è stato un consiglio molto bello, molto interessante, molto discusso, molto sentito, e questo mi fa piacere. Poi, se mettiamo anche che il fatto di diventare itinerante può essere per tutti anche un incontro culturale con le nostre città, con le nostre capitali regionali, ancora di più come si dice, viene apprezzato questo modo di essere. Siamo con il presidente Giuseppe Ruzza al termine del Consiglio Direttivo Nazionale che si è svolto qui nella sede del Comitato Veneto a Marghera. Presidente, ci teneva tantissimo all'organizzazione, doveva essere una 2 giorni, come diceva lei, fatta al meglio, che testimoniasse la nostra accoglienza. Il risultato è stato positivo, direi. Sì, io direi di sì. È stato positivo fuorché per la mia voce, proprio questi giorni. Comunque anche le parole che abbiamo sentito oggi in Consiglio del Presidente e l'applauso di tutti ci consola e ci dimostra che l'esito è stato estremamente positivo, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale di questi 2 giorni, intensa ma soddisfacente.